Smartphone alla mano sono partite da Mestre le 4 influencer e vlogger provenienti da Francia e Belgio alla scoperta di 6 eccellenze tra Rovigo e Venezia nei settori della pasticceria, della produzione di pasta e sughi e della panificazione. A loro il compito di raccontare sui social prodotti, lavorazioni e storie delle aziende del comparto agroalimentare del territorio veneziano e rodigino. Una prima esperienza nell'ambito dell'accordo tra Regione Veneto, Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, di cui Venice Promex è esecutore, volta a promuovere l'internazionalizzazione delle imprese. I prodotti che vengono soprattutto dalla terra, dei prodotti anche di trasformazione industriale che vengono realizzati nel territorio appunto adiacente, nel territorio delle nostre province, effettivamente sono prodotti di qualità, sono eccellenze particolari e quindi è giusto che vengano conosciute, perché appunto poi parallelamente alla conoscenza dei prodotti ci sono anche le conoscenze dei territori, che sono altrettanto di valore e altrettanto pregevoli. Sono stata sollecitata dalla Camera di Commercio francese in Italia, però da Venice Promex, che è dietro, da Camera di Commercio del Veneto, quindi per fare questi 2 giorni di tour. Cosa si aspetta di scoprire? Una bella scoperta, spero, dal programma che ho visto. Poi prodotti, anche se sono 15 anni che io sono in Italia, prodotti che devo dire non conosco, quindi sarà una scoperta e sarò felice di farla scoprire ai nostri lettori. Eccellenze artigianali di altissima qualità che grazie all'iniziativa potranno essere conosciute anche all'estero. Noi promuoviamo consuetamente appunto i nostri distretti, che sono il distretto della Giostra, il calzaturiero appunto dell'area del Brenta e chiaramente il vetro di Venezia. Ma quest'anno, in collaborazione appunto in un incontro con le associazioni di categoria, è emersa anche questa ulteriore opportunità di promuovere queste eccellenze agroalimentari e di farle conoscere appunto anche all'estero, e quindi questo è un esperimento e ci auguriamo che possa andare bene. Un'ulteriore visibilità per i già apprezzati prodotti veneti di alta qualità e congiuntamente per le imprese del territorio.